Dolo. L'autista dell'autobus non arresta la corsa alla fermata di Catron, sospesa per motivi di sicurezza durante l'orario scolastico, e il passeggero, all'apparenza un ventenne, va in escandescenze colpendolo con una testata. Poi fugge, mentre l'autista va in ospedale con una frattura al naso. Intanto i carabinieri cercano il responsabile anche attraverso l'individuazione di testimoni. Siamo alle solite, commenta il presidente di ACTV Scalabrin. Esiste un problema che è davanti agli occhi di tutti e va risolto per l'incolumità di chi lavora per questa azienda. Non è cambiato nulla dall'ultima aggressione, conclude. Venezia. Il giardino della scuola Diaz invaso dai topi. Il problema sussisterebbe da più di 2 anni, prima in forma lieve, poi in modo sempre più diffuso. Abbiamo segnalato la cosa da subito, ha detto il preside, ma le nostre richieste non sono mai state ascoltate. Il problema nascerebbe dai cassonetti del giardino. Se fossero chiusi con le apposite chiavi, non sarebbero incustoditi nel weekend, permettendo il passaggio dei topi. Arrivati a questo punto è stato fissato un sopralluogo della municipalità per la prossima settimana. Intanto il giardino resterà chiuso ai bambini per evitare rischi igienici. Maerne. Il pirata è identificato, ma a più di un anno dall'incidente l'iter giudiziario è ancora in alto mare. La storia risale al febbraio 2015, quando a Mestre uno scooter investì un pedone che attraversava la strada sulle strisce in via Fradeletto e fuggì. Ad essere travolto il professor Umberto Marotta, 64enne, presidente della fondazione Alma Onlus. Riportò la frattura di una vertebra e l'appiattimento di altre con una prognosi di 90 giorni. Il pirata, un 43enne, è stato trovato da un anno, ma il processo è in alto mare perché sul caso sono aperti numerosi procedimenti che la procura non ha ancora provveduto a riunire. Fa sapere Studio 3A, a cui si è rivolto Marotta per ottenere giustizia.